bisognerebbe che qualcuno avesse il coraggio di riconoscere che si sono sbagliate delle procedure e si ricomincia da capo. Così Paolo Costa, ex sindaco di Venezia, è intervenuto con Ugo Bergamo, Massimo Cacciari e Giorgio Orsoni, a loro volta già prima cittadini di Venezia, sulla crisi della Fenice. La soluzione: si riparta da capo, dicono insieme. In una lettera appunto nel dito contro la dirigenza del teatro, la nomina di Imperio di Beatrice Venezia direttore musicale avrebbe rotto regole consolidate e prassi che tutti i grandi teatri rispettano. Il rapporto tra direttore e orchestra è un rapporto, una specie di matrimonio, no? Bisogna essere d'accordo l'uno con l'altro, non è possibile imporre uno all'altro. Per gli ex primi cittadini è stata ignorata la procedura minima, mettere direttore e orchestra nelle condizioni di lavorare insieme prima di decidere. Errore che, dicono, ha inevitabilmente scatenato la reazione di orchestra e coro, impegnati a difendere l'unica cosa che conta, cioè la qualità artistica. Il modo in cui si è scelta la signora Venezia, qual è il nostro punto di vista? Che ci pare che l'orchestra e il coro hanno il diritto-dovere di difendersi. Questa crisi nasce da lì, da una forzatura che nessuna copertura politica può sanare, né quella del Consiglio di indirizzo né quella del ministro Giuli, scrivono. E la fiducia tra direttore e orchestra è il fondamento di un teatro. E Paolo Costa, particolarmente legato alla Fenice perché dopo l'incendio del 96 che la distrusse, successivamente si occupò della sua ricostruzione in qualità di commissario delegato. Si appella a evitare prove di forza. Venezia non può permettersi un teatro in guerra con se stesso, conclude. Sempre in un crescendo che mi pare, che ripeto, ha prodotto il risultato che stiamo constatando. Il pericolo che tutto questo venga rovinato per decisioni del tutto, per impuntature adesso a questo punto.